Subito su. Tu delle patate che le puoi prendere La patata adesso è anche lì il problema. Però sono radiate. E la radiazione va a bene. Mettiamoci un punto di domanda qua e là. Tutte e due hanno un punto di domanda. Perché allora Stiamo approssimando intanto al primo passaggio, perché intanto c'è un corridore solo al comando per analizzare anche gli aspetti legati al traguardo volante. Sempre lui, sale 130, Giacomo Sartori, c'era un margine di vantaggio per il corridore di Cagge Capes, passato Cerca di superarne, dai! e ora in questa azione da lungo che lo vede alla comando della corsa, anche se con vantaggio. Dando la comando, attenzione perché stanno sopraggiungendo poi i corridori in ritardo e al tempo stesso saluto al presidente della gara. Raccomando prudenza, ecco, principalmente a quei corridori che passano in ritardo. Allora, ci prepariamo per il passaggio sul traguardo, prenderemo stavolta anche il tempo. Passa per Vinovera, direttore di corsa con Vittorio Sacon, ed ecco che ha lanciato lo sprint. Siamo al traguardo volante, numero 2, classifica individuale. Passa con il dorsale 9, sprint sul traguardo volante, Cosmin Motovano, il corridore della Libertas che ha anticipato stavolta Stefano Cavalli, il corridore del Veloce Club Bassano. Stefano Cavalli che corre sostanzialmente con la formazione di casa.